Il pubblico ministero Daniela Moroni, su richiesta di tutte le parti, ha disposto che vengano acquisiti agli atti dell'inchiesta aperta per la morte di Mattia Coada, il bambino di 8 anni deceduto giovedì della scorsa settimana all'ospedale civile di Venezia dei Santi Giovanni e Paolo, anche le registrazioni di tutte le telefonate tra gli operatori del 118. In particolare si vuole capire come mai, nonostante un primo aggravamento del piccolo paziente sarebbe stato segnalato già poco dopo mezzogiorno, con la conseguente richiesta di intervento dell'elicottero, questo non sia mai arrivato. Per oltre 4 ore si sarebbero susseguite le segnalazioni, fino a quando, verso le 16, il quadro clinico ha iniziato a precipitare. È questa una delle novità più salienti uscite dall'udienza che questa mattina ha visto come previsto il giuramento per il conferimento dell'incarico di esecuzione dell'autopsia che verrà effettuata da parte della dottoressa Alessia Viero, autopsia che inizierà domani mattina già dalle 8 all'ospedale L'Angelo di Mestre, prima con un attacco, poi intorno alle 9 con il prelievo degli organi per gli esami istologici. Già nel pomeriggio di domani o al più tardi nella giornata di lunedì, la salma del piccolo dovrebbe essere poi liberata per permettere ai familiari di organizzare i funerali che dovrebbero essere celebrati la prossima settimana al Lido, con la partecipazione di tutta la comunità moldava e cristiana ortodossa di Venezia e Mestre. Il consulente del pubblico ministero medico legale ha chiesto 90 giorni per depositare i risultati dell'autopsia. Nell'inchiesta per la morte di Mattia Coada, avviata dopo un esposto in procura da parte dei genitori, risultano per il momento indagati 3 medici dell'ULSS 3 Serenissima, uno del pronto soccorso dell'ospedale civile di Venezia e 2 in servizio nel reparto di pediatria dello stesso ospedale lagunare. Nell'udienza tutte le parti hanno nominato i propri consulenti. I genitori di Mattia sono assistiti dagli avvocati Andrea Franco e Renato Alberini, mentre i medici dagli avvocati Claudia Barattin del Foro di Padova e dall'avvocato Sarti di Mestre.